Fra le tante eccellenze in Friuli Venezia Giulia c'è un ragazzo che, non contento delle prestazioni dei bastoncini da trekking presenti sul mercato, ha deciso di progettarne un paio. Dopo 2 anni di lavoro e prove sul campo ha realizzato i primi al 100% friulani. Ma lo so che voi siete impazienti e vi dirò subito quello che penso dopo averli testati. Il bastoncino si è rivelato ben bilanciato e i suoi 235 grammi di peso trasmettono una sensazione di stabilità, robustezza e affidabilità. L'impugnatura in sughero è comoda e il suo diametro è ben studiato sia per mani grandi, piccole o con uso dei guanti. Il sistema di sganciamento che ci permette di sostituire in tempi rapidi i laccetti è a dir poco geniale e rende il bastoncino un ibrido dalle grandi prestazioni. Per la struttura in metallo è stato scelto Ergal, lega in alluminio che si contraddistingue per l'ottima resistenza meccanica, assolutamente la migliore fra tutte le leghe in alluminio convenzionali. Gli accessori in dotazione coprono le esigenze dello sportivo più attento, studiati nei dettagli e rinforzati dove si deve. Le plastiche sono state ben studiate utilizzando materiali di alta qualità e garantendo una durata extra agli agenti atmosferici. Prima di recensirli li abbiamo provati in diverse uscite e devo dire che si sono comportati in modo egregio. Li consigliamo a tutti gli escursionisti delle 4 discipline che questo articolo riesce a coprire: trekking, nordic walking, sci alpinismo e ciaspolate. Ovviamente Luciano ha il suo sito internet dove potete trovare tutte le informazioni e i dati tecnici. Se volete toccarli con mano, questi sono i negozi in regione dove li vendono, li trovate anche su Amazon o ordinabili direttamente sul sito ufficiale. Ma ora vi beccate l'intervista che ho fatto all'ideatore per capire bene il lavoro enorme che è stato fatto per idearli e alla fine del video una sorpresina che vi permetterà di risparmiare qualche soldino. Voi sapete benissimo che noi non abbiamo mai fatto video di recensioni per quanto riguarda articoli sportivi della montagna, ma non potevamo non farla questa volta perché io ho scoperto che in Friuli Venezia Giulia c'è un ragazzo che progetta bastoncini da trekking 100% friulani, quindi non potevo che non chiamarti, Luciano. Grazie Gianluca, Assolutamente. ciao a tutti. Perché è stata una rivelazione, ci siamo incontrati, ha portato i bastoncini che sono questi e adesso ve li raccontiamo un po'. Io sono già innamorato assolutamente di questo articolo perché è veramente figo. Lui ci ha messo 2 anni di progettazione per fare il primo bastoncino, ma la verità è che ha deciso di fare un bastoncino principalmente perché non era soddisfatto delle prestazioni che offrivano tutti gli altri. Racconta un po' Bravissimo perché. Gianluca, hai proprio preso il punto della situazione. Perché ho visto che c'erano un sacco di miei amici che avevano 10.000 paia di bastoncini a casa, Sì. quasi che non riuscivi a muoverti, no? Sì. Per ogni esigenza chiaramente dovrebbe Un bastoncino essere... per ogni disciplina. Esatto, io ho pensato... Un pacco di soldi. Esatto, facciamo risparmiare un pacco di soldi. Alla tanto- friulana proprio. Esatto, Mettiamo tutto in esatto. uno. Mettiamo tutto in uno, facciamo un bastoncino con le caratteristiche ideali per ogni tipo di disciplina sportiva Mhm. e lo mettiamo in commercio. e Praticamente stiamo un avendo dei ibrido, buoni- giusto? Si Bravissimo. potrebbe dire. Sì, esatto. C'è un esatto, bastoncino che esatto. può andare bene per il trekking, poi Per il nordic walking, per lo sci alpinismo, per andare a fare sport invernali come ciaspolate, quindi questo bastoncino riesce a fare tutto. fantastico. Allora, giusto per raccontarvelo brevemente, iniziamo dalla parte alta per arrivare fino alla punta. Bastoncino, impugnatura in sughero, perché in sughero? Perché allora io vedo solo bastoncini in sughero adatti, cioè il bastoncino deve essere fatto con l'impugnatura in sughero. Mhm. Perché l'impugnatura in sughero? Perché d'estate sono confortevoli, Sì, ok? Ti assorbono quella patina di sudore che ti si forma nelle mani sì. e con lo sfregamento, chiaramente non avendo più la patina di Sì. sudore, non mi crea quelle bolle Certo, fastidiose certo. e d'inverno non si zuppa di acqua. E in più il sughero è super resistente. Esatto, in più il sughero è super resistente. D'accordo, poi io vedo qua, me l'ha già raccontato, ma faccio il figo, vedo qua che abbiamo 2 tipi di laccetti. Allora, abbiamo questo laccetto che è per... Il nordic oppure lo sci alpinismo Benissimo, e questo laccetto che è? da trekking. Benissimo. E se io invece non ho voglia di usare i laccetti perché mi piace usare il bastoncino, così schiaccio qua, tolgo e ho... Magia. Magia. Il bastoncino semplice, senza l'aceto che magari mi dà fastidio, tornando indietro, voglio qualcosa di più leggero.
no? Esatto, posso usarlo come voglio, lo voglio utilizzare con l'aceto, lo utilizzo con l'aceto, lo voglio utilizzare col guantino, lo utilizzo col guantino, voglio utilizzare senza, lo utilizzo senza. Un ibrido. Esatto, perché Quanto- comprare 100 paia di bastoncini? Esattamente. Se poi noi vogliamo mettere, adesso ho in mano questo lacetto qua, semplicissimo, clic, l'aceto, L'aceto pronto. pronto. E anche l'aceto è particolare perché io lo prendo e lo posso anche regolare. Quindi diventa anche molto grande. Mhm. Quindi se io ad esempio d'inverno voglio utilizzare un bel guanto importante, al posto di avere un guantino diciamo delle taglie precise, ad esempio 9, 10, 11 eccetera eccetera, Sì. io questo ho una taglia unica, quindi io l'ho adatto perfettamente alla mia mano. Fantastico. Dopo l'impugnatura in sughero abbiamo l'impugnatura in una spugna estremamente confortevole. Questo perché? Perché magari in camminata si sale, quindi si ha bisogno di tenere una impugnatura alta, poi un'impugnatura bassa. Le impugnature basse normalmente sono sempre plasticose, poco gradevoli, invece Esatto. tu hai studiato che cosa? Esatto, al posto di fare una spugna diciamo molto dura, Mhm. poverino, uno deve già fare la sua fatica, no? Cosa dici? Diamogli almeno qualche vantaggio. Quindi abbiamo realizzato questa spugna che diciamo è più confortevole, Mhm. quindi come puoi Sì, sì, vedere, eccezionale, ragazzi, eccezionale. Sì. Materiale in Ergal, Ergal. Perché non carbonio carbonio? bannato a vita. Allora no? il carbonio è figo, il carbonio è super leggero, ma il carbonio si spacca. Esatto. E Poi quindi non è neanche così tanto leggero perché alla fine si risparmiano 20-30 grammi, quindi non stiamo adesso io parlando... voglio darvi in mano una steca e dirvi ok, senti se questa sono 20 grammi in più, 20 grammi in meno. Sì, esatto. Magari il professionista, però ecco, diciamo che la maggior parte delle persone non noterà assolutamente la differenza. No, assolutamente no. Oltre al fatto che una stecca troppo leggera, a parere mio personale, non ti dà quel senso di sicurezza. Invece queste hanno il peso giusto che ti dà l'equilibrio perfetto per avere una sensazione piacevole appunto nella camminata. Esatto, Ok. anche per quanto riguarda la sicurezza, perché il carbonio, sappiamo tutti, quando prende una teca che si crea una microcricca che magari noi non andiamo neanche a beccare, poi quando lo vado a caricare dopo un po' di tempo questi qua si spezzano e se siamo magari vicino Ecco, a un quando burrone, si spezzano proprio. sì, quelli lì non ti avvertono, si D'accordo, non è che spezzano. si piegano, si No, spaccano. no, si Quello che mi è spaccano. successo a me su Montemaggiore. Ecco, E da lì ti ho vedi? chiamato. E da lì mi hai chiamato. E da lì ti ho è chiamato. vero, E da lì è ti ho vero, è chiamato. vero. Poi seguiamo. Racconta te per quanto riguarda le aperture e la regolazione del Esatto, bastoncino. una cosa importante che voglio sottolineare Mhm. è anche non solo che volevo realizzare un bastoncino che diciamo andasse a prendere tutte le discipline sportive, Sì. quindi un bastoncino unico per tutto, Sì. ma volevo anche migliorare le performance. Da buoni friulani Sì. dobbiamo fare qualcosa di meglio, Sì. no? Quindi abbiamo migliorato l'accoppiamento Sì. e questo cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di avere un bastoncino che chiude benissimo, Mhm. non si muove all'interno Mhm. e quindi non abbiamo assolutamente vibrazioni. D'accordo. Poi sentite il sound. Fa un bel Fighissimo. suono. Fa un bel suono. Fa un bel suono. E Assolutamente. poi non vibra. Che è cosa molto importante. Cosa Cioè, molto importante. anche qua non c'è proprio gioco. No, esatto, anche se io sollevo l'asta, Sì. Non vi è sollevo gioco. la levetta, scusate. Sì, non vi è gioco. Non c'è proprio gioco. Non vi è gioco e quindi non avendo gioco nel Lui momento in non cui si batti muove. contro Lui non fa niente. il terreno non vibra, Non vibra. strepitoso. Esatto. Un'altra cosa super figa è che comprando il bastoncino all'interno di una sacca in tessuto molto resistente abbiamo un sacco di accessori. Esatto. E non è cosa da poco, perché uno dice prendo il No, bastoncino, dopo assolutamente. devo prendere anche quello. Qua invece abbiamo tutto, abbiamo la sacca appunto in tessuto super resistente, Questo taschino. taschino dove possiamo riporre ovviamente tutta l'attrezzatura, Sì. così Anche un no? tramezzino ci sta. D'accordo. E così soprattutto non fate come me che passo le giornate a cercare dove ho messo la roba in ripostiglio. E all'interno tira fuori te e spiega un pochettino cosa c'è, perché Esatto. anche sta roba qua è fighi, cioè, io sono innamorato veramente perché Esatto, perché abbiamo la sua rosetta Mhm. da neve. che non è una rosetta normale, No, è una rosetta rinforzata. esatto, abbiamo fatto
praticamente questi rinforzi con delle alette. Figa, Esatto, non Molto so se si bella. è vista. Sì, Ok, che dà praticamente robustezza, quindi puoi anche assolutamente. provare. Sì, non- sì, sì. Esatto, Sì. sono molto robuste Sì, e queste si avvitano. sì. Quindi diciamo quelle che si inseriscono a innesto sono fighe da vedere, ma Sì. sono poco pratiche perché dopo quando si sporca uno dopo non le cambia più, a meno Esattamente. che non utilizzi il martello. Sì, sì. Esatto. Poi dopodiché abbiamo la rosetta, quella piccolina, Certo. quindi la posso utilizzare per ad esempio sulla neve dura. Neve dura, Esatto, sì. oppure sul fango per l'estivo. Assolutamente. Anche questa si avvita, Sì, anche questa rinforzata. anche questa rinforzata, esatto. Mhm. Poi abbiamo il suo piedino da Nordic o Mhm. da asfalto, Mhm. quindi con all'interno chiaramente il suo insertino in metallo che impedisce al puntale di sfondare tutto. D'accordo. E dopo abbiamo questa da Nordic. Estremamente belle al tatto le plastiche, cioè si vede che sono plastiche di qualità. Voi sapete benissimo che vengono costruiti prodotti con delle plastiche che dopo un po' si spaccano, oppure diventano appiccicose, oppure sono troppo morbide. E al tatto e provandole, queste sono veramente fatte bene e sono di qualità. Cioè, Grazie, Gianluca. no, ma le hai studiate, non è che sono così a caso. Beh, no, Ok. no. Quindi- 2 anni abbiamo impiegato quasi per farlo, quindi diciamo c'è stato parecchio studio dietro. Beh, veramente tanto di cappello perché sono accessori fatti in modo perfetto proprio. Bene, allora non ci resta che provare in una camminata, in un bel trekking questi bastoncini, così vi darò il mio parere, il mio punto di vista e io non posso far altro che ringraziarti perché sei stato Grazie gentilissimo. a te Gianluca. Adesso diciamo anche la verità, è la quinta volta che stiamo registrando perché, Beh, certo. perché non siamo bravi, noi non siamo, cioè, lui è bravissimo perché poi mi ha raccontato, potrei stare qua ore a raccontarvi quello che mi ha detto per la progettazione e tutto quanto, però cioè, è veramente un figo, ha fatto una roba super figa e io sono entusiasta, volevo mostrarvela a voi, la proviamo e vediamo un pochino com'è. E sono curioso di sapere il verdetto finale. D'accordo. Luciano, io non posso far altro che ringraziarti, sei Grazie a stato te. gentilissimo e niente. Bravo. I friulani non mollano mai. I friulani, ma Esatto. potevamo terminare con un prosecco in mano. Esatto, Ecco. no, ma dopo lo andiamo a bere. Sei no? d'accordo, prosecchino, birretta, seconda. certo, sicuramente. Bene, andiamo a provarli.